devo solo e soprattutto ringraziare anche delle persone che non sono più in regione ma che sono state veramente anche brave nel capire la valenza di questo importante impegno finanziario. L'ex assessore Floriano Pra e anche una persona che non è un politico ma è un tecnico, che è Ernesto De Carlo. Hanno avuto un'idea meravigliosa nell'iniziare questa pedociclabile e poi è stata proseguita dall'assessore Renato Chiso, dal sottoscritto, che ha preparato, organizzato, andato all'estero, studiato, e noi oggi andiamo a presentare una pista ciclabile che è la seconda più grande del mondo, che parte da Klagenfurt e potrebbe arriva praticamente a Calalzo, ma potrebbe arrivare essenzialmente a Venezia. È un vanto per la giunta regionale presieduta dal nostro presidente, che ci ha creduto sin dall'inizio e che oggi è presente e soprattutto vuole potenziare questa via anche dal punto di vista degli scambi, del commercio e del turismo. In questa maniera diamo la possibilità ai turisti che ogni anno vengono qui di potersi godere sul serio, non in maniera veloce, in macchina, tirando giù il finestrino, ma in maniera lenta, con la bicicletta o a piedi, questo straordinario paesaggio. Quindi è un fattore in più per il nostro turismo, è un'offerta in più per i nostri ospiti che qui ogni anno vengono. In questo caso, come in tantissimi altri casi, abbiamo attivato quella che è il fattore fondamentale, la collaborazione tra tutti. Qui abbiamo trovato la collaborazione delle comunità locali, dei comuni, delle comunità montane, della provincia, e ci hanno permesso di realizzare, per successive tappe, questa pista ciclabile che è sul serio la più bella al mondo.